Incontri con l'autore a Concamarise. Sabato 17 luglio ore 18, Emanuela Chiavarelli e Luigi Pellini presentano il libro Il riso, pianta degli dei. Miti, riti, tradizioni di un cereale sacro. Introduce Gerry Brighenti, saluta Claudia De Fanti. Incontri con l'autore, sabato 17 luglio ore 18, nella piazzetta adiacente alla Sala Consigliare in via Capitello a Concamarise. Evento organizzato da Pianura Cultura con il patrocinio del Comune di Concamarise, Provincia di Verona e Regione Veneto. Sponsor Anna Garden e la Gaia Pizza di Concamarise. L'Associazione Culturale La Pianura è questa sera a Concamarise per la serie Incontri con l'autore, protagonista è Luigi Pellini. Abbiamo appena sentito la brillante descrizione del suo libro Il riso, la pianta degli dei. E a questo punto vorrei chiedere a Luigi vorrei fare qualche domanda. Luigi, il riso arrivato dall'Oriente, ma però tuttora presente diciamo anche qui nelle nostre zone, quindi si può definire un ponte tra l'Oriente e le nostre città, diciamo, le nostre regioni. Tu hai colto il senso di questo libro, che c'è questo parallelismo, che il grano è l'alimento base del Mediterraneo e chiaramente del mondo italico, e il riso con i veneziani viene riportato e per tutta una serie di motivi che sono legati all'acqua. I veneziani erano dei maestri dell'acqua, dei maestri nel gestire le acque. Ecco, gestendo le acque sono riusciti a mettere alla coltivazione le terre marginali, paludose, in maniera tale che queste terre che non producevano a un certo punto sono arrivate a produrre il doppio di quello che poteva produrre un campo normale di grano. Ecco la ricchezza, e questo rinascimento veneto, perché dobbiamo parlare proprio di rinascimento veneto, è scaturito dal riso. È il riso che poi darà forma darà sostanza, darà potere economico alla Serenissima, che tramuterà questo attraverso il Palladio in quelle ville che non sono solo ville, ma sono macchine per produrre alimenti. E queste ville e anche aziende agricole soprattutto diffuse in tutto il territorio, nel territorio che i borghesi, i ricchi della Serenissima, quando hanno intuito che si andava verso la fine di un mondo del commercio con l'Oriente, anche perché nel frattempo si era scoperta le Americhe, hanno investito le loro disponibilità economiche in queste terre marginali che non valevano poco o nulla, e così hanno avuto dei ritorni economici enormi. Semplice come dire. Prego. Sì, grazie. Un'altra cosa che ti volevo chiedere è tu nel tuo libro hai parlato di questa pianta del riso, ma l'hai legata anche nella sua storia a certi miti. Quindi questi miti da seguire, che tu dici da seguire con umiltà, secondo te sono propedeutici al risveglio della mente, alla diciamo proprio quella che è la nostra vita, il modo di essere, così? Sì, certo. Se tu pensi alla psicologia, che la psicologia si basa sui miti, ha rielaborato, o diremmo si appoggia proprio su queste favole, le leggende, che hanno delle grandi verità nascoste, ma anche riverberano nella mente. E questi miti legati al riso, legati all'Oriente, sono molto simili di quelli legati al grano e legati al Mediterraneo, alla cultura greco-romana. Ecco, questo è il condensato di tutto. Io ti ringrazio della tua gentilezza, della tua
le tue domande anche pertinenti e spero di avere ancora occasione di poter presentare qualcos'altro in questo contesto. Grazie Luigi, e veramente sarà così. Grazie e alla prossima. Bene. Siamo qui con il sindaco di Concamarise e signor sindaco, l'associazione culturale La Pianura arriva anche a Concamarise, quindi per dire che l'associazione culturale coopera e in sinergia con altri comuni, limitrofi, con associazioni eccetera. Di queste iniziative per il suo paese, che cosa ne pensa? Ecco, intanto voglio ringraziare Pianura Cultura per spendersi sul territorio, non solo quello di Concamarise, ma anche quello limitrofo per le attività e questi eventi culturali. Ringrazio la consigliere delegata Alessia Menegotto per aver organizzato insieme con Geri, che è l'esponente a noi più vicino, che conosciamo da anni, questi incontri. In particolare su quello di questa serata è stato anche interessante sentire quali siano le origini dei nostri territori. Abbiamo parlato di acqua, che è un elemento fondamentale per il nostro territorio, abbiamo parlato di riso e abbiamo capito che già la piantumazione del riso e la risicoltura, nonché la lavorazione del riso, fosse una pratica portata avanti dall'allora Repubblica Serenissima nel 1500. È interessante che comunque gli abitanti del territorio sappiano queste cose, perché a distanza di centinaia di anni spesso ci si dimentica, grazie soprattutto all'autore di questa sera, Luigi Pellini, per averci edotto su queste tematiche. Grazie, e quindi possiamo proprio dire che la cultura abbatte i muri, crea ponti, e quindi è un'idea diciamo lungimirante anche per far sì che il pubblico abbia una partecipazione attiva e schietta diciamo con quelle che può essere gli argomenti e le cose interessanti che si vanno a proporre, così. Sì, è bello anche nel contesto di queste serate dove appunto le barriere non sono presenti, perché abbiamo visto anche nell'incontro di questa sera c'è una continua interlocuzione fra pubblico e autore, nella quale magari ci si può anche fermare e conversare direttamente ponendo delle questioni, delle domande che trovano subito una risposta da parte dell'autore della serata. Grazie signor Sindaco. Grazie a voi. Serata. Grazie.